Tanti auguri al Cipi, tanti auguri al Cipi, tanti auguri. So che mi casca il telefono, sì scusa, sai, non so, un po' che è un disastro. Buongiorno Italia, ti faccio il programma anche della giornata di oggi, non per raccontarti i cassi miei, ma per farti un po' il piano di viaggio anche a te, insomma nel caso in cui volessi seguire quello che abbiamo fatto, ossia imitare, ossia seguire. Allora adesso è mattina, facciamo una camminata a Linz per vederla anche di giorno, o meglio loro perché l'avevo già vista, e facciamo un po' di spesa, ok, va bene, e poi ci spostiamo dopo pranzo, il pomeriggio così. Ah sì, mi ricordano dalla regia che Auling verso Dobbiaco, sì lo so, dovevamo fare queste cose con le biciclette, lo faremo senza ombra di dubbio, però vabbè, è un problema se la si fa anche in camper, voglio dire. Quindi facciamo un attimo la sosta a Dobbiaco, così vediamo un attimo il discorso pendenza, di capire, no? Con le biciclette, quando poi faremo appunto con le biciclette, basta, ecco, ti ho spoilerato tutto. Singano, ma perché dici che odi questi anglosassismi e poi sei il primo che dice spoiler? Non so perché da ex appassionato dei motori c'è la parola spoiler a me impissa del Schumacher che me. Guarda, ho tutto rispetto, proprio Schumacher sono da ciapacco. Ma prendila anche tu bene. La modella, queste modelle. Oh. Dai, ma me l'aspetti di torturare il mio dolcine? No, il cane, povero anima. Che bellissima giornata, devo dire che questo parcheggio è stato veramente ultra tranquillo, attaccato al centro, letteralmente attaccato al centro, basta attraversare i binari. E che altro dire? Non mi ricordo. Ah sì, no, ecco che non abbiamo pagato neanche in area camper, esatto. Che noi siamo andati volentieri nelle aree camper, ma a parte i corsi esageratissimi di aree camper, i campeggetti, li chiamano campeggi quali aree camper, 55 euro una giornata, ma sto brusa. Dopo tutti i 10 euro di qua, i 10 euro di là e questo e quello, ma tacchevi a Dio caro. Aspetta però, perché comunque 4 euro del parcheggio glieli abbiamo lasciati. Aspetta, perché forse Alessia, no, siccome non voglio ripetere quello che mi ha spiegato, voleva dirti cosa ha trovato. E c'è il museo del treno che però adesso è chiuso, però fuori è bello perché c'è una vecchia cartina con gli orari dei treni che è complicatissima a mio avviso. Cioè è bello il museo perché c'è una cartina? No, fuori la parete è tutta la stampa di una vecchia cartina con gli orari dei treni. Ah. E poi c'è un sottopassaggio per biciclette e pedoni, una roba pazzesca, sembra quello che hanno fatto a Jesolo per le macchine, cioè proprio di super lusso. Ah, e il cane è andato là alla rimessa delle biciclette, ha detto cosa vuoi andare in bicicletta alla tua età? Invece dentro c'erano i carrettini, quelli per caricare i cani da attaccare dietro le biciclette, quindi forse vuole andare in giro in bici. Ah, non so, sì, no, si sa già che è il compleanno del CP, ti ricordo che è il 31 ottobre, quindi lei compie gli anni ad Auling e 14. Buona ciapuna! Guarda Cesco! Tornare indietro c'è un treno ogni ora dalle 14.23 fino alle 19.23. Aspetta che fai una foto, scusate ragazzi, ma è, appunto adesso che siamo qua capiamo nel luogo la San Candido Linz. A leggere su internet sembra una roba parecchio difficile, che non trovi i treni eccetera, invece è più facile di quello che si pensa. Mamma mia, che senso, gentile pubblico, io sono qua tutto in parte, anche schiacciato al muro perché mi dà il senso di sottopassaggio per auto, no? Abituato da noi che ti fanno il filo, ok? E invece sì, come diceva Alessia, è solo per le bici, i pedoni, da sta roba qua, pazzesco. Wow, è leggermente diverso dal sottopassaggio di San Donà o anche di Mestre. Porca miseria ragazzi, che robe, che pulizia, che ordine. Non c'è un merda di, no, murales, di scarabocchio, perché i murales sono una cosa, gli scarabocchi sono un'altra, ok? Fantastico, non è una cartina, quelle sono foglie, ragazzi, sono foglie, non c'è un cazzo di cartina. Però vedi l'angolo razzista, no? Perché il mio razzismo non è proprio un razzismo, ma è un'analisi delle percentuali, no? In base alla percentuale di persone che hanno un determinato atteggiamento o comportamento, creo questa sorta di identificazione, no? CP! E in base a questo mio, tra virgolette, razzismo, devo veramente rendermi conto che ci sono, per prendere atto che ci sono dei paesi veramente spazzoni dove trovi
fiumi di immondizie, per carità anche qui in Italia, e altri che trovare una cartina per terra se veramente un'impresa, tipo qua, pulitissimo. Ma perché? Perché la gente è così, ha sta cultura del tenere net. Più anche il discorso di fermarsi sempre nelle strisce, cioè non c'è polizia che controlla adesso, hai capito? E quindi non puoi dire che gli italiani non si fermano e ti tirano sotto, però che la maggior parte degli italiani non si ferma e ti tira sotto, quello sì, hai capito? È così che ragiono io. Poi ripeto, non posso far nomi di nazionalità, però ci sono quelli permalosi, ci sono quelli truffatori, ci sono i ladri, hai capito? Ci sono quelli che non vogliono fare un cazzo, eccetera, eccetera. Sempre ragionando in percentuale, perché ovviamente non puoi prendere su tutti. Vuoi che andiamo a fare il breakfast io e te? Magari anche i peluche? Lei però fuori, ci mettiamo fuori. Cosa? No, andate dentro, volevo farvi vedere la vecchia tipica che avardea dal balcone. Però sì, ha dato anche qua un touch and go, ha fatto la cecchinata della situazione e andava via, mentre i nostri sta proprio intere giornate fuori dal balcone o da drio a finestra, da drio a tenda, a controarcos che succede fuori, chi che passa, tutti i foresti che viene dentro. Foresti sarebbero gli stranieri. Sì, era un video. No, quello è il simbolo del bambino che faccia il bagno con la paperella. Che bella che c'è di tutti i tipi, c'è anche quella con la ganja per i bambini che fumano la ganja, ma è fortissimo. Cos'è che è questo, Francesco? È uno dei veicoli trasporto passeggeri, nave da carico, anche trasporto merci di guerre stellari. Beh, ho capito. Era uno del 40 e uno del 50 a guardare i giocati, eh? Sì, siamo tutti un po' incuriositi anche perché ci sono alcuni modelli di Lego, questo adesso non lo so, ma perché magari è appena uscito, però ci sono alcuni modelli anche vecchiotti che veramente da noi non sono mai esistiti, quindi trovi dei Lego per noi particolari, insomma, ecco. Ha regalato la mamma di mio cugino, quindi quando avevo l'età di Giacomo, questo set con tutti gli stampini, le perline, tu le infili qua dentro in questi buchetti, punteruoli, poi quando hai scelto di come colorare, decorare, fare, ci metti la carta forno, un attimo il ferro da stiro e ti viene fuori così, per dire. Dai. Le perline li regalavo alle amiche o alle ricorrenze, hai questa cosa di perline di plastica attaccate che non si rompe più a meno che tu non lo spezzi. E con i colori decorato come vuoi tu, era proprio bello, quanto ci ho giocato. Che figo, cioè praticamente invece di fare i cartelloni pubblicitari, i negozi hanno le vetrinette, infatti ho detto guarda, Lego anche qua, era la vetrina del negozio dell'altro. È vero, dove chi facciavi spina a birra? No dai, sul serio? Sì, anche la spina. Che figata, Dio caro! Cioè, pensa che mi vai dal Ferramenta, no? Vai, non so, a fare la coppia di ciave e una birra media. Ah, fantastico, Dio caro. Serve scarpe. Dai, metti il cappuccino a Lemmy. Dove siete andati? Tira fuori il cappuccino dell'Amy. Ah, che bel cappuccino che ha l'Amy. Dove siete andati? Quando ci siete andati? Però Poi ho voluto anche fare una roba pesce. tipica, a parte con sta birra sconosciutissima, quindi sicuramente tipica. Sembra Nemo però. hai Ma andava, visto? tipo Hai visto? questa è una Sembra specie Nemo. alimentari qua vecchia dentro, no? Tanta vecchia. Non è neanche al banco, ma pensati quanta vecchia che è. Perché la ditta non so buona a straccare i bottoni, eccetera. E col tuo win fuori. E tu? Ti te piace la roba e te senti qua. Giacomo, porti il vuoto alla vecchia dentro, gli dici tasboro, vai. Tanto non capisce niente. Ha detto Danke? No! Così non gli hai detto neanche. No, gliel'ho detto. No, gli hai detto Danke, ho sentito io. No, è lei che ha detto Danke. Ah, no, sì, bello il polpo. No, allora c'è quella vacca la bellissima e l'opossum. Cazzo, mi hai trovato un peluche dell'opossum. E c'è anche la talpa. Spac butilia. Guarda che robe tipiche, guarda qua adesso anche un panettiere tipico di una volta, vedi tu? Guarda. Ora non i gerani, vedi tu? Guarda che bei gerani. Privata in stucco, sì, le belle, tutta. E questa tipicità, ossia andare fuori da che standardizzazione, andare fuori dai binari, ok? Del canone estetico. Quindi vedo che robe diverse, vedi le croce attaccate su quel muro, sgabbiotte là, singano in modalità austriaca. Esatto, cioè invece di dire cameo di dire il dottor Rocktel. Io farò spesa tipica, tutte robe tipiche. Guarda che se te mangi sto schifo te vince il camper. Prezzi assurdi ragazzi, però ho preso tutta roba tipica. Oh, te credo che tutti incazzai, senti le campane con me che suona, senti.
Din, 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 din. Muovete che messa, muovete, dai, su, veloce, dai. Tu capito? Vabbè, dopo si incazza e spacca fra tutti. L'angolo della tipicità, sì, noi treni. Un sacco di falegnamerie, c'è tanto legname, in effetti insomma è una zona di produzione, no? Non so se hai mai sentito parlare del famoso il pellet austriaco, no? Che una volta, che altri costava 3 euro, quello austriaco 5 e dici madonna 5 euro, adesso costa 14, 16 e dici madonna 5 euro, ma è austriaco eccetera, quindi io, vedi, a parte raccontarti questa chicca di tipicità, sarei anche curioso di capire quanto pagano il pellet loro qua, ok? Perché non può trovare scusa della guerra in Ucraina per tutto, secondo me. Cioè, come se mia nonna vendesse i uovi delle sogaine, non so, a 1 euro e le guerre in Ucraina a 2,10 euro. Cazzo, c'entra, Dio caro? Pranzo tipico numero 1, cadaveri, patate, kartoffel, birra e non vendo spezie e robe, usa l'insaporitore qua, cioè comunque lui ha sempre le salsette e robe sue. Tortura cinese. Vai fuori dalle balle. Nota turistica, a parte che qua i kartoffel e patate è una roba sua, noi altri siamo stati quelli da skate, per carità qualsiasi roba è da skate qua, ma mi pare che fai veramente da cagare, si attacca a pendola del continuo, è durissime, ma dure come il lavandin qua, vedi tu? Con tutti i tamanni sto lavandin qua. Con patate sode! Ma che sono? Giovani! Oggi abbiamo la recensione di questa cioccolata da tantissimi skate, ma vale sempre a regola che tutte le da tanti skate qua in Austria, quindi è una cioccolata normalissima, però a pelle mi pare una roba tipica. Posso fare un commento? Aspetta. Una calamita 5,90, una Sì, calamitina infatti. piccolina. Quanto costano le altre parti? Tutte le calamite che hai sempre preso in media? Ah, guarda, 1 Eh. o 2 euro Cioè, al massimo. ci capiamo? Il doppio. Ma anche quasi il triplo? Ah, vabbè, amati. Spacchetta. Neanche gli indovinelli per mangiare a cioccolata. Un L'indovinello. attimo. Guarda che forma. No, fighissima, vedi che ho fatto bene a sceglierla. Cioè, ti ho detto che a pelle io sentivo, basta Giacomo, buttiamola via. No, ormai è rovinato. Che forma. Dovrebbe essere il caramello. Giacomo aveva delle gocce di caramello anche tu. Molto buona. Sì, sa caramello. Oh, no, fai i conti in tasca a Papin Renta Bike, ma guarda qua 3 furgoni con 3 carri carichi di biciclette. Praticamente la gente le noleggia su, arriva giù, lascia giù le biciclette e dopo loro con questi furgoni le riportano sopra. Ha messo una voglia, però siamo di ritorno, siamo già diciamo nella strada di ritorno perché poi Giacomina a scuola, per quello più che altro. E va bene, dai. No, non sta a star qua a piangere sul papin versato. Oh, guarda qua, pensa che non mi avevo più neanche i piedi, guarda. Dai, cara, 30 CP, dica. Sì, mostra a tutti la tua corda, sì, una bella corda. Ah, che bella quella corda pallina. Un po' corda e un po' pallina. Che sta strapazzando. Ok, allora ragazzi, nota interna per noi ma anche per tutti voi che volete fare questa famosa Dobbiacolinza. Allora oggi è Aulin, quindi è il 31 ottobre. Il parcheggio di Dobbiaco, che viene chiamato su Google Maps area camper a pagamento, in questo preciso periodo non è a pagamento, cioè dicono che hanno chiuso coi sacchi il coso, e anche gente che ha scritto nelle recensioni ci ha soggiornato e ha confermato che non è a pagamento, altrimenti sarebbe 3 euro all'ora, insomma un parcheggio. 18 euro giornaliero. Ah, 18 euro giornalieri, Sì. Però insomma sai che 18 euro per un parcheggio mi gira un fianco di coglioni a doppio. Tanto. Ok, e adesso partiamo, andiamo a vederla. Guarda Francesco, mentre io dico adesso partiamo, andiamo a vederla. Eccolo là. Ah, che bello! Ah, noi cani giovani! Uccio, che ha messo in strano. Uccio. Guarda che mistero. Che la voce. Guarda. Zampette. Sì. Perché fai così? Devi prendere le zampette? Non ho capito. Ray, basta. Caro, sì. Basta. Brava, piano piano. Monte strada che vabbè, fantastico, motore bloccato, passando dalla terza alla seconda, l'errore è DR che è una sorta di protezione
da parte della centralina, ci vuole un meccanico apposito per sbloccarlo, ma soprattutto vedere perché è andato in blocco. Adesso non so se è una cosa normale, ho fatto un pezzo in terza leggermente sotto sforzo, poi ho messo la seconda e mi è apparsa sta roba, ho sentito un rumore strano, questo perché probabilmente questa protezione mette il limitatore a 3000 giri. Speriamo bene. Adesso arriva il carro attrezzi, per fortuna la mia assicurazione al carro attrezzi, e devono importarmi. Ho chiesto io un centro Mercedes, che almeno così conoscono quel problema lì. Che do coglioni, adesso ci hanno detto in inglese, poteva parlare anche un po' più lento così si capiva meglio. Vabbè, comunque che sta arrivando una macchina, intanto probabilmente intanto per capire che problema è, e dopo beh, si vedrà. In ogni caso, anche se spero dovesse essere una cazzata, magari il filtro del gasolio, da quello che mi sembra aver capito leggendo online, comunque bisogna spendere sta spia EDC, altrimenti il motore è bloccato, limitato a 3000 giri. Vabbè, speriamo. È la vita, ragazzi, che vi dica. Comunque vabbè, è successo, basta, si paga e si tasa. Piccolo cambio di programma, esatto. Non che ha fatto il carro attrezzi grande, perché venivo qua tipo qua Zipeta per tirare il pulmisse, figurate. E niente, cari peluche che ci vogliono fare compagnia, praticamente andiamo a fare l'ultimo giorno di vacanza dal meccanico. Porca troia, vabbè, che in teoria mi pare aver capito che è Linz, quindi lasciamo giù il camper e ci facciamo un giro. No, perché si poteva andare anche in albergo, ma che senso ha? Che abbiamo tutta la nostra roba qua, eccetera, il mangiare del cane, tutto quanto, e vaffanculo. Oh, e pensa che siamo qua dove sappiamo col telefono? Pensa se eravamo tipo in mezzo ai monti, se spacca il motore, te da camminare per non so quante decine di chilometri, e il carro attrezzi che non ti trova, vabbè amati, tasi va. Oh, il colmo, se la girassero all'italiana, ma spero di no, è che se ci portano davanti al meccanico, che apre fra 2 giorni, no? Perché domani è chiusa festa, quindi dopodomani apre, no? E arriva la polizia e ci dicono che non possiamo fare la van life fly, che ne dà multa, ok? Perché non si può stare in sosta. Non fa ridere stasera. Pulmin ultimamente tutti amici, zio can, senza scrivania, senza frigo e adesso anche senza motore, porca troia. Ha detto che non gli fanno ingroppare Pulmin, ma lo attaccano lì sotto. Vabbè, non pinciamo il paraurti se no. Mercedes che tira un altro Mercedes. Ce la farà? Non è che il contachilometri è tutto uguale al mio. Che folle. No. Ciao Pulmin. Mollo tutto e mi prendo un coso, come si chiama? Un carro attrezzi. No. Giacomo, com'è che si dice in grupo qua? Aspetta. Un cavello. Cavelli. Vedi Pampino, tutto hai cosato, hai viaggiato su tutto, ti mancava il carro attrezzi. Ah, but I can stay here, Yeah, yeah. no problem, the position. We always let here the big trucks. Ah, ok, Yeah. thank you very much. E l'amico è cari del Signore. Ragazzi, va bene, dai, questa è la fine della nostra vacanza. No dai, domani andiamo comunque in giro, forse andiamo a vederci il castello, non lo so, andiamo comunque a farci una girata. L'unica cosa di cui ho bisogno è che poi magari se serve i peluche porteranno la Alessia e Giacomo in Italia, e soprattutto anche la Amy, che ho portato le scatolette contate perché giustamente dovevamo stare quei giorni lì, e comunque in ogni caso, e se la tiene Alessia a casa sua se dovesse servire. E qui se invece dovessero ritardare, tipo arrivi di pezzi eccetera, farò l'austriaco per qualche periodo. Cazzo, mi spenderò il conto in banca, quella roba costa, non so, per adesso a Beverly Hills. No, aspetta, no. No, forse mi sa che pago tipo 200 euro di assicurazione all'anno. Porca miseria, una gentilezza fuori da maniera. Comunque ci hanno prenotato l'albergo, l'auto sostitutiva per domani per andare in giro, perché ha colto sotto il poretto, ho dovuto andare. E nel caso in cui l'auto fosse distante, il taxi lo rimborsano loro e fanno tutto loro, quindi bello, diciamo, un bel grazie Allianz, veramente numeri 1 e un bel proseguimento di vacanza. Sì. Dopo magari c'è 3.000 euro da pagare qua al meccanico, però ehi, ti ho vista che avevi l'intenzione, io vedo le tue intenzioni, prima vedo le tue intenzioni, poi vedo te. Caro diario, quel giorno farai una sorta di
depressione quando arrivai ovviamente davanti al meccanico, non prima provai tantissima ansia, proprio agitazione, anche perché le macchine passavano veloci, non vedevano il triangolo, le quattro frecce, eccetera eccetera. Però pensai in qualche modo, insomma, al fatto che questa avventura, che non volevo finisse perché io non ero tanto contento di tornare giù, sta continuando e avremo l'auto sostitutiva e tutto quanto, e l'albergo eccetera, e insomma dai, secondo me, no? È un altro tipo di avventura, no? In più non posso dire regalata perché chissà quanto mi costerà il meccanico. It's been 7 hours since you took your love. I'm gone every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see every